Dare valore reale e tangibile alla propria professionalità, che è il primo e più importante patrimonio. 60 anni, oltre 55.000 allievi, 402.000 ore di tirocinio formativo in azienda negli ultimi 10 anni. I numeri di ENAIP, Ente ACLI per l'istruzione professionale, sono la testimonianza di una vera azienda sociale, che dagli anni 50 ha contribuito allo sviluppo economico della nostra provincia, fornendo le risposte necessarie alle domande di figure professionali sempre e continuamente diverse richieste dal mercato del lavoro. Dai cantieri scuola per muratori, i corsi per marmisti, idraulici, elettricisti, saldatori, dattilografe, contabili e sarti, nati nel dopoguerra per dare un contributo alla ricostruzione e all'avvio dell'industrializzazione di un'area tra le più povere del nord Italia, all'apertura a cavallo del 1960 dei 3 centri di Isola della Scala, di Legnago e di Verona, fino alla riorganizzazione e alla nascita di ENAIP Veneto negli anni 90. In tutti questi anni, per ciascun allievo, ENAIP ha rappresentato un vero ascensore sociale, come dimostrano i moltissimi studenti che si sono affermati nella loro professione e quelli che sono diventati artigiani e piccoli industriali. A un anno dal conseguimento del titolo, oltre il 70% di loro trova lavoro. Sono risultati raggiunti grazie alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, che oltre ad offrire agli allievi la possibilità di imparare lavorando, si trasformano per le aziende coinvolte in veri e propri incubatori di innovazione. ENAIP è una realtà che si è evoluta nel tempo, seguendo le richieste di un mercato del lavoro che dal dopoguerra al boom economico fino alla crisi di questi anni ha vissuto una rivoluzione continua. E per rispondere a queste richieste, un ente come ENAIP, che si fonda sulla centralità della persona, si è attrezzato organizzando attività di orientamento, di rilevazione delle competenze e di costruzione del percorso formativo per le persone che cercano o sono costrette a cambiare lavoro. Oggi più che mai, ENAIP può contribuire a rimettere al centro il lavoro, ridandogli il suo vero valore. Agli studenti che sono passati da queste aule non si è solo insegnato a fare un mestiere, ma anche ad innamorarsene e dargli significato e dignità, a vivere la scuola come palestra di cittadinanza e di partecipazione. La storia di ENAIP è fatta dagli insegnanti, o meglio dai formatori. Alcuni, scaraventati dentro ad un mondo di disagio sociale, economico, linguistico, comportamentale, emotivo, psicologico, hanno imparato che quelle aule possono diventare un simbolo di integrazione, di equilibrio. Insegnanti che il primo giorno hanno terminato la lezione in lacrime. Alcuni che vedevano nell'insegnamento la loro missione. Altri che hanno intrapreso questo mestiere come un ripiego. Ma dalle loro testimonianze trapelano sempre le stesse parole: emozione, soddisfazione, zona di frontiera. Dall'altra parte ci sono loro, gli studenti, le loro storie soprattutto. C'è chi da piccolo voleva fare carriera militare in Moldavia e adesso è capo del reparto trattamenti termici, verniciature e sabbiatura alla fonderia Zanardi di Minerve. C'è chi dopo la scuola media è andato all'ENAIP, si è appassionato di impiantistica elettrica e oggi, a poco più di 30 anni, è titolare di un'azienda con 30 dipendenti. Hanno imparato un mestiere, gli oltre 55.000 allievi che in questi 6 decenni hanno fatto la storia dell'ENAIP. Da queste aule
Da questi laboratori sono usciti tanti piccoli imprenditori che oggi fanno parte del tessuto produttivo del Veronese e del Veneto. Insieme a loro, i lavoratori che sono stati formati e quelli che qui sono cresciuti costruiscono ogni giorno l'economia del nostro territorio.